Mister Cardinale, un inizio come meglio non si poteva fare contro il Marsale, in quello che si sa è un match sempre teso per via della rivalità tra le due squadre, del derby che c'è in corso. Un 3-0 netto, un inizio perfetto che dà anche seguito al passaggio del turno in Coppa. Sì, diciamo, a parte il fatto che era un derby, tutte le partite in questo campionato hanno delle insidie nascoste, quindi oggi era il debutto, sapevamo che c'erano delle insidie dietro la porta, appunto, abbiamo fatto, diciamo, del nostro meglio, abbiamo preparato la partita bene, avevamo l'atteggiamento giusto che ci doveva essere e la squadra, devo dire, che ha risposto veramente bene, non mi potevo, diciamo, augurare di meglio come prima partita. Abbiamo visto che la squadra tra giovani innesti e uomini d'esperienza c'è, ha risposto sul campo, il pubblico anche oggi ha dato una mano importante. Adesso la domanda è difficile: quali sono gli obiettivi per questa stagione? No, diciamo che la squadra è un mix di giovani e qualche grande, diciamo, siamo più che altro giovani e devo dire che la squadra è amalgamata abbastanza bene. I nostri obiettivi sono quelli sempre di fare un campionato di buon livello, mantenere la categoria e divertirci. Poi non abbiamo, diciamo, delle grosse pretese, quello che verrà poi lo dirà il campo.